Buongiorno cari amici, ringrazio Aregai che ha dato la possibilità a noi della Planet Life Economy Foundation di fornire un contributo a questa sessione di lavori che parla dell'alimentazione in senso lato, non soltanto da un punto di vista della produzione ma da un punto di vista della sua funzione e del benessere delle comunità. Planet Life Economy Foundation si occupa di questi argomenti dal 2003, da quando è nata come onlus, dedicata alle imprese per favorirne lo sviluppo di strategie rispettose dei vincoli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La nostra iniziativa è al cuore delle attività produttive perché persegue il fatto che non esiste un distinguo tra crescita o decrescita, esiste un concetto di sviluppo che nei tempi si evolve ed è destinato a creare sempre comunque valore e appagamento per le persone. La nostra logica ci induce a considerare sempre la sostenibilità come un vincolo, quindi pervasivo su tutto, di cui tenendone conto in senso ambientale, sociale ed economico, le imprese possono definire le loro strategie in grado di essere quindi durevoli per la loro vita. Questo significa per noi porre nell'obiettivo delle imprese il valore aggiunto, creare attraverso l'utilizzo di tre fattori fondamentali questo valore, e cioè la comprensione di quello che sono gli elementi immateriali che contraddistinguono all'origine il processo di impresa, dall'altro la forza delle proprie risorse umane in chiave di conoscenza e di relazione che queste sanno esprimere, ed infine in chiave di posizionamento strategico e competitivo, che è naturalmente un posizionamento sostenibile. Questo tema nel rapporto all'alimentazione è fondamentale, perché se noi diciamo che ci sono i presupposti per la durabilità delle imprese nella capacità di creare valore attraverso il primo punto fondamentale di riconoscimento degli elementi immateriali, questo significa ricondurre tutte le imprese a una realtà definita come eredità principale, cioè quella del territorio in cui esse sono da considerarsi. Questo territorio per ciascuna impresa, e a maggior ragione per chi opera nel settore agroalimentare, caratterizza determinati frutti. È una eredità di conoscenze, un'eredità di natura culturale, un'eredità di natura relazionale che determina il saper fare delle cose, il saper riconoscere appunto le caratteristiche che il proprio ambiente offre. Nell'ambito dell'agroalimentare possiamo dire che abbiamo il testimone principale di questo processo e che noi estendiamo alla metallurgia, alla siderurgia. Figuratevi quindi come una produzione di prima trasformazione che nasce dai campi, che viene gestita dall'uomo e che deve essere destinata ad altri uomini abbia una fondamentale nella cultura dell'insieme di quel territorio. Anzi, possiamo dire che il territorio con il suo paesaggio, con il suo ambiente naturale, si contraddistingue come primo passaggio nella catena del valore complessivo dell'economia proprio attraverso la produzione agroalimentare con la primissima trasformazione. Questo elemento fa sì che la responsabilità di chi opera in questo contesto sia enorme, ma da un altro lato anche la valenza sociale e di relazione con tutti gli altri settori produttivi. Perché questo si contraddistingue subito con la ristorazione della catena, quindi dell'alimentazione umana, e col turismo? Perché è evidente che se queste connotazioni danno il profilo di quell'ambiente, in quell'ambiente i primi strumentalmente coinvolti sono proprio chi riceve l'ospitalità, quindi, e chi in effetti crea le condizioni di dare da una parte l'ospitalità in chiave ristorativa e dall'altra l'ospitalità in chiave relazionale. Questi due fattori sono tanto più importanti quando noi riconosciamo che l'identità di un territorio è quella che meglio caratterizza la capacità di relazionarsi col prossimo di altri territori, di qualsiasi mondo esso si tratti, parlando dei nostri continenti, qualsiasi continente che esiste sulla Terra. Questo significato fa sì che avere un'assunzione di responsabilità nelle imprese che si occupano della prima trasformazione agroalimentare è fondamentale a cascata su tutto quello che poi contraddistinguerà l'identità di un ambiente e di un territorio omogeneo. Questa responsabilità ovviamente significa essere in grado di avere trasparenza nei comportamenti, ma anche quella di dichiararsi in maniera palese nei confronti dei fruitori.
Questo dichiararsi in maniera palese di fronte ai fruitori è quello che ha condotto gli amici dei regali a sviluppare in specifico un elemento chiamato di etichetta oltre che di certificazione come è l'insieme del licet. Tutto ciò ha una sua valenza competitiva perché è chiaro non tanto in quanto si caratterizzi in una lotta tra territori, ma intanto in quanto esiste certamente una competizione. Un territorio non può proporsi con le stesse cose di un altro, per natura, ma anche per necessità. Non si può pensare di fare un'omologazione dei posizionamenti competitivi dei territori perché ciascuno è diverso. E in questo senso, quindi, la competitività è sana e crea ancora una volta valore attraverso la somma di tutte queste valenze particolari. Detto ciò, perché diciamo quindi che ci sono i vantaggi per le aziende e per il territorio? Perché solo questo elemento di caratterizzazione è destinato ad essere in grado di penetrare nell'immagine, nella notorietà, nella mentalità dei fruitori, ovunque si siano. Certo, occorrono intermediari, operatori, che fanno conoscere e rendono visibile e accessibile questa offerta, ma su questa base, quella che gli anglosassoni chiamano la Unique Selling Proposition, per le aziende e per il territorio e si è assicurato l'avvenire.